questi giorni siamo stati sconvolti da qualcosa di tragico, la guerra. It's very bad. Нет войне! Нет войне! Нет войне! Куда его несут? L'inverno di Vladimir Putin è sceso sull'Ucraina, gli ucraini resistono con valore, in campo aperto però la loro è una lotta senza possibilità contro uno degli eserciti più forti del mondo. I morti sono tanti, molti sono civili, gravissimi i danni provocati dai bombardamenti nei centri urbani. Non è però la guerra lampo pianificata dai generali di Vladimir Putin. Le baionette russe non sono riuscite, almeno per il momento, a portare al potere un Quisling ucraino e all'orizzonte si prospetta un lungo assedio della capitale Kiev. The Russian military has begun a brutal assault on the people of Ukraine. L'invasione dell'Ucraina ha ricompattato come non avveniva da decenni la NATO e l'Unione Europea. Sono stati fatti passi e azioni impensabili prima dell'invasione di Putin. Molti stati dell'Unione forniranno armi all'Ucraina. Le sanzioni economiche contro la Russia sono estremamente aspre. Il rublo si è svalutato in pochi giorni di un terzo. Nei fatti una guerra economica a cui si accompagnano azioni ostili nel campo della sicurezza informatica. Putin ha definito la guerra operazione militare speciale. L'Unione Europea e gli Stati Uniti invece definiscono l'azione russa in Ucraina aggressione. Sara Tonolo, docente di diritto internazionale della Facoltà di Scienze Politiche di Trieste, spiega perché è corretto parlare di aggressione. Si parla di aggressione in violazione delle norme del diritto internazionale sia come illecito di uno Stato, perché vi è stata la violazione del divieto dell'uso della forza, che è una norma fondamentale del diritto internazionale, sia di un crimine individuale, secondo quanto prevede lo Statuto della Corte Penale Internazionale recentemente modificata. Crimine individuale perché se ad agire è un governo ed un esercito. Perché la responsabilità penale è sempre individuale e nel diritto internazionale i due piani esistono, coesistono e devono essere indagati secondo le norme di rilevanza. La Corte Penale Internazionale ha annunciato che aprirà un'indagine su presunti crimini di guerra condotti dalla Russia in Ucraina. Il procuratore Karim Khan ha detto che c'è una base ragionevole per ritenere che siano stati commessi sia crimini di guerra sia crimini contro l'umanità. E dalla Corte Penale Internazionale vi è uno statuto previsto dal Trattato di Roma del 1998 che però non è stato ratificato né dalla Russia né dall'Ucraina, come peraltro da molti altri paesi, gli Stati Uniti, la Cina, la Francia. E l'Ucraina ha accettato la giurisdizione con un atto ad hoc per un'indagine su quanto accaduto a partire dal 2014. Però questo caso difficilmente potrà finire con un giudizio per un crimine individuale. La guerra ha già spinto circa 1 milione di persone sulla strada dell'esilio. Secondo le Nazioni Unite, i profughi che cercheranno rifugio nell'Unione Europea potrebbero essere più di 5 milioni. Queste persone hanno il diritto d'asilo. Sicuramente, come tutti gli altri profughi dai conflitti internazionali che purtroppo ben conosciamo, dalla Siria all'Afghanistan, possono chiedere la protezione internazionale e ottenerla secondo le norme internazionali, europee e italiane.
Quali sono i doveri, ad esempio, dell'Italia nei confronti di queste persone? I doveri di accoglienza e di riconoscere a questi profughi l'esercizio dei diritti fondamentali, oltre che valutare e considerare le richieste di protezione internazionale. A Kiev, Odessa e in altre città fino a pochi giorni fa, prima della guerra, c'erano circa 75.000 studenti stranieri. La stragrande maggioranza proveniva da paesi del terzo mondo. Moltissimi erano i cittadini indiani, ogni quarto studente straniero era africano. Studiavano soprattutto agraria, medicina e ingegneria, aiutati e finanziati anche dal governo ucraino, che Putin però accusa di essere filonazista. Questi giovani, dopo i primi bombardamenti, sono scappati verso occidente, ma per il colore della loro pelle sono stati bloccati al confine di alcuni stati del blocco di Visegrad. Onore alla Romania, che ha provveduto all'evacuazione della maggioranza di questi studenti. Si fa sera quando 3 autobus partono da Udine di fronte a uno stadio Friuli illuminato di giallo e blu in segno di solidarietà per l'Ucraina. È uno dei primi convogli umanitari italiani organizzato dall'Associazione Ucraina Friuli. Un viaggio che abbiamo raccontato in prima persona salendo su una vettura con microfono e telecamera. Sergei, per gli amici italiani Sergio, non smette un minuto di rispondere a chiamate e messaggi e prendere appunti. Spetta a lui coordinare e indicare soste e percorsi. La prima fermata, a Cracovia, salgono 2 famiglie e una donna con un cagnolino, i primi rifugiati con cui parliamo. Alina, con la figlia e i 2 nipoti, è diretta a Udine, dall'altra figlia che la può ospitare. Piangendo diceva: venite qua perché dove potete scappare è lì è guerra. Nessuno pensava che succede così, è successo. La figlia Oksana dice di averlo fatto solo per i suoi piccoli, Yuri e Victoria. Le sirene suonavano ogni giorno, anche 2 volte in un'ora. Dovevamo di continuo nasconderci e metterci al riparo. Così ho capito che quello non era più un posto sicuro. L'ho capito per i miei bambini, perché io non ho paura di morire, ma ero preoccupata per loro. But I'm worried about them. And that's why. Da Cracovia il viaggio è ancora lungo, 5-6 ore per raggiungere la destinazione, il villaggio di Mirce, 1500 abitanti. La sala comunale è piena, è tutta a disposizione dei profughi appena arrivati dal confine, distante pochi chilometri. C'è tutto quello che può servire per una sosta breve, un tetto, del cibo, la cura premurosa dei volontari, tra di loro Maciej. Sono tutti molto stanchi, diamo loro cibo, acqua, caffè, tè. Alcuni vanno a Varsavia, ma non hanno un'idea precisa della destinazione finale. Verso Varsavia la spola degli autobus dei vigili del fuoco è continua. Bisogna alleviare la pressione sul confine. 1 milione di profughi in una settimana, metà dei quali in Polonia. Del resto non tutti hanno un'idea precisa di dove andare, come Dixon, un congolese residente in Ucraina. Spero magari qui di poter ricevere lo stato di rifugiato. Potrei restare qui in Polonia con la mia famiglia e i miei figli. Lui è uno dei pochi uomini che vediamo. Gli ucraini tra i 18 e i 60 anni infatti non possono lasciare il paese, devono partecipare alla sua difesa. L'ultima tappa del viaggio è sulla via del ritorno a Radimno, più a sud. Qui Vasil, nei locali di una struttura della sua azienda, ha messo su un centro di prima accoglienza con letti, bagni e pasti caldi. Lui, ucraino che vive a Napoli, è già diventato un punto di riferimento per chi vuole spostarsi in Italia. Gente girano il mio numero telefono, io rispondo, allora io mando subito il mio amico là vicino alla frontiera, lui prende e porta qua. In Italia ci sarà bisogno di fornire alloggi? Secondo me sì. Il viaggio termina a Udine dopo quasi 20 ore di tragitto. La speranza di chi ha lasciato la propria terra per trovare un luogo sicuro è una sola: tornare il prima possibile in un paese pacificato. Sono madri, per lo più madri, con i loro figli, la maggior parte di questa umanità in fuga che sta assumendo sempre di più le proporzioni di un esodo. Mio marito ha accompagnato me e mio figlio alla frontiera ed è tornato a Odessa.
è tornato per combattere. Tutti gli uomini devono combattere e non possono lasciare l'Ucraina. I volontari cercano di alleviare ai più piccoli la fatica di una fuga che non possono comprendere. Eccola la macchina dell'assistenza della piccola Moldavia in quello che era il padiglione fieristico della capitale Chisinau. Io vengo da Zaporizhzhia, dice questa donna, scappata da una delle città del centro dell'Ucraina tra le più bombardate. È stato un viaggio estenuante di 3 giorni, ma è soprattutto dalla vicina Odessa che arrivano qui a Chisinau. Temiamo l'attacco da un momento all'altro, dice quest'altra donna, come stanno facendo a Kharkiv, come a Kiev. La maggioranza di questi rifugiati, però, non si ferma in Moldavia. La vicina Romania, l'Europa sono la meta. Il flusso è concentrato in un solo punto di confine, Palanca, perché di mezzo c'è la Transnistria, territorio separatista russo. Gli ucraini lo evitano. Non come Sergei, però. Lui è nato qui, viveva fino a 3 giorni fa a Odessa. Il suo italiano frutto di tante estati di lavoro in Italia, a Positano. La situazione stava per aggravamento, insomma andava peggioramento. Sono stato 3 giorni in Odessa e poi sono preso il taxi e sono venuto qui in Tiraspol. Perché non lo so perché non vogliono passare la frontiera della Transnistria, vanno tutti verso il Moldova e là ci sono grandi code. Invece qua è stato forse 30 persone, insomma era facilissimo per venire qua. La Transnistria è il risultato di una guerra di 30 anni fa, del 1992. Alexander quella guerra l'ha combattuta nel suo garage, i cimeli di un passato nostalgico a cui è legato. Io sono russo, dice, sono nato qui, tutta la mia famiglia è nata qui, la Transnistria ora e l'Unione Sovietica prima, è la mia patria. Quello che sta succedendo ora in Ucraina per Alexander non è una cosa nuova. Io l'ho già vista la guerra, ho visto come uccide le famiglie, i bambini, tutte le guerre, sono delle tragedie. Ora che l'incubo si affaccia nuovamente alle porte, così vicino da poterne sentire i colpi, qui in Transnistria in molti, come Alexander, hanno un solo desiderio. Solo la pace e la soluzione, smettere di combattere, trovare un accordo. Ma quello che Alexander non sa dire, è come lui, nessun altro, e quale possa essere il prezzo di un compromesso. La preoccupazione delle repubbliche baltiche per l'invasione da parte delle truppe di Putin in Ucraina si è riversata in piazza. A Vilnius, in migliaia hanno preso parte a una manifestazione pro-Kiev contro la guerra. Oggi siamo con le donne ucraine i cui figli combattono per la nostra libertà, per la libertà di tutta l'Europa. E oggi mandiamo anche un segnale alle madri dei soldati russi. Avete il potere di fermare questa guerra. Alla manifestazione ha partecipato anche Svetlana Tsikhanouskaya, dissidente bielorussa che vive in esilio proprio a Vilnius. Dalle ultime elezioni in patria, la capitale lituana è diventata anche quella degli esuli di Minsk. Da paesi confinanti con la Russia, ma che facevano parte dell'ex blocco sovietico, nelle repubbliche baltiche la paura nei confronti di Mosca è sempre stata molta. Anche per questo negli anni si è cercato di ridurre al minimo le relazioni, agendo anche nel campo della sicurezza sul fronte energetico. In Lituania, da dicembre 2014 a Klaipėda sul Baltico, terza città del paese e a metà strada tra il confine lettone e quello dell'exclave russa di Kaliningrad, c'è un terminal galleggiante che riceve gas naturale liquefatto da navi provenienti da mezzo mondo a prezzi di mercato. Il nome della nave serbatoio parla da sé: Independence. Questo terminal è molto importante per le 3 nazioni baltiche e per la sicurezza nazionale, visto che diversifica le nostre forniture di energia in caso di emergenza. Prima del 2014 tutto il gas naturale arrivava da una singola compagnia e da un singolo gasdotto. Gazprom dettava i prezzi e dipendevamo da loro per il riscaldamento e la produzione di energia. Dictate the prices and other conditions of the natural gas supply.
Prima Gazprom, il gigante statale di Mosca, dettava le condizioni. I contratti per la fornitura venivano stipulati in autunno, all'ultimo momento, alle peggiori condizioni possibili per la Lituania, un paese che consuma il doppio di gas rispetto all'energia elettrica, visto che il riscaldamento della capitale Vilnius, una delle più fredde d'Europa, è interamente a gas e questa risorsa viene usata anche per produrre fertilizzanti in una nazione ancora molto agricola. Prima del 2014 la Lituania pagava il gas di Gazprom più di Polonia e Germania, pur essendo più vicina. Ora, grazie al terminal, si è aperta al mercato, con le navi che arrivano dalla Norvegia, dagli Stati Uniti, dall'Egitto e perfino dai Caraibi, con la materia prima pagata a prezzi concorrenziali. Il risultato è che il costo del gas proveniente dalla Russia si è standardizzato rispetto agli altri, con evidenti vantaggi non tanto in termini di prezzo quanto di programmazione. La costruzione del terminal di Klaipėda è costata poco meno di 150 milioni di euro, finanziati in larga parte dalla Banca Europea per gli investimenti. Finora, nonostante l'arrivo di più di 60 navi l'anno, la capacità è stata sfruttata per meno del 50% delle potenzialità. Ciononostante, la Lituania è diventata da paese interamente energivoro ad esportatore. Attualmente il gas naturale che arriva qui è esportato in Lettonia, Estonia e Finlandia. Dalla seconda metà del 2022, quando ci sarà il nuovo gasdotto, il gas di Klaipėda sarà esportato anche in Polonia e forse anche a nazioni del centro e dell'est Europa più distanti. Poland and maybe some more distant Central and Eastern European countries. Il futuro, anche per questioni geopolitiche, connetterà ulteriormente il terminal lituano a realtà vicine. Il gas potrebbe servire ad esempio l'ex centrale a carbone di Ostrołęka, nel nord-est della Polonia, che dal 2024 sarà convertita proprio a gas naturale. Sole, mare e vento e pensi alla Puglia, ma questa volta il turismo non c'entra. Alle bellezze e alle risorse che hanno reso famoso nel mondo il Tacco d'Italia è legato quel progetto di polo energetico che potrebbe diventare modello per il paese. Avere la possibilità di poter sperimentare il nuovo assetto dell'energia di una società futura, inclusiva, compatibile, sostenibile, credo che sia un'occasione per noi che dobbiamo cogliere. Qui non manca niente, gasdotti, centrali e rinnovabili concorrono a quell'idea di autosufficienza tanto invocata in questi giorni in cui i venti di guerra hanno indotto il governo a rivedere l'intera politica energetica a partire dalla produzione del gasdotto TAP, raddoppiando gli attuali 8 miliardi di metri cubi che dall'Azerbaigian approdano in Salento. La mattina quando ci svegliamo, ci prepariamo il caffè, utilizziamo il metano, quindi respiriamo i fumi di quel combustibile. Per cui in un'ottica comunque di transizione dove non si può avere tutto subito, ecco, forse si può anche traguardare il tema del metano. Ma già si torna a parlare di ricorso al carbone. La centrale Federico II non ha mai smesso di produrlo. Nel 2021 l'impianto brindisino ne ha lavorato 1.700.000 tonnellate. Il carbone è il combustibile peggiore perché ha una enorme emissione di anidride carbonica per unità di energia prodotta, ma voglio dire, se poi purtroppo abbiamo una situazione in questo momento geopolitica così critica, purtroppo dobbiamo anche pensare a queste soluzioni. Con buona pace di chi finora ha detto no. Si parla ora del ritorno al carbone, ma il carbone lo importiamo anche dalla Russia. Il 94% del gas italiano, come stiamo vedendo, è importato, quindi vuol dire che l'Italia non è stata in grado in questi anni di sviluppare una politica energetica seria, ma soprattutto volta all'autonomia e all'autosufficienza del nostro territorio. E allora come se ne esce, tenuto conto che l'arrivo dell'energia pulita, come i 2 progetti di eolico marino al largo delle coste pugliesi, richiede tempi lunghi, incompatibili con l'attuale emergenza? Di sbloccare rapidamente i progetti che sono bloccati dal 2017, sia a livello nazionale sia a livello regionale, quindi fare un impianto fotovoltaico ci vuole meno di un anno, tenendo conto che l'Italia ha bisogno di installare 8 gigawatt all'anno di nuovi impianti, ora ne installa solo il 0,4 perché appunto i vari veti incrociati impediscono questo sviluppo. Veti e ostacoli che andrebbero superati. Anche tra gli ambientalisti si fa avanti la convinzione che dire no non basta più. E tutti questi progetti hanno
hanno anche l'aspetto di compensazione ambientale, possono essere anche una risorsa per il territorio, per sviluppare il territorio e diversificarsi, quindi dire no a prescindere. Uno, se sono opere strategiche a livello nazionale vengono realizzate e la TAP è un esempio lampante. Due, il territorio non riceve nulla. Parte della ricchezza prodotta da questo tipo di impianti deve avere delle ricadute nelle comunità locali e non deve essere portata lontana dal territorio pugliese.